Graziano De Montis, Sì. lei da 30 anni lavora nel palazzo che è alle sue spalle. Noi lavoriamo, siamo una ditta appaltatrice Sì. per conto di Telecom, facciamo lavori sulle telecomunicazioni. Lei fa questo lavoro appunto da 30 anni, qui esattamente da quanto tempo? Proprio in questo punto no, noi lavoriamo nel territorio, ci spostiamo nelle varie località dove ci sono i lavori da realizzare e niente. Adesso c'è questa procedura di licenziamento. Sì, ci hanno mandato una comunicazione dicendoci che ci saranno più di 800 esuberi su 3.000 circa dipendenti in totale. Lei appunto fa questo lavoro da tanti anni, 51 anni, è difficile, per non dire forse impossibile, trovare un altro impiego? Un altro impiego, sì, sarebbe un dramma per me e per la mia famiglia. Ecco, lei è sposato, ha figli? Sì, ho 2 figlie. Il suo è l'unico stipendio? No, lavora anche mia moglie, però al giorno d'oggi uno stipendio non ci facciamo niente. Con lo spettro di questo licenziamento, lei a quanto dovrà dire addio, appunto? In euro? Termini economici, Sì. sì, circa 1.700 euro. Quindi una brutta botta, nel vero Certo, senso della parola. Tutte le spese che abbiamo, mutuo e queste cose qua, come facciamo? Il mercato nell'isola, per il lavoro che fa lei, è saturo, cioè c'è posto o non c'è posto? Certo che c'è posto, bisognerebbe solo regolamentare il subappalto e poi in poche parole i dipendenti se non riescono ci sono dei dipendenti che possono essere rivalutati come posso dire Per poter essere comunque ancora mantenuti. no, ma dico che siamo professionalmente in grado di realizzare anche le nuove richieste che ci dà il mercato. La sua mansione esattamente qual è? Installatore di rete telefoniche.